Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu, vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere cosa stiamo facendo in questo periodo di lavoro. In questi giorni ci siamo organizzati per quanto riguarda la raccolta delle olive. Non è un grosso lavoro per noi, non è sicuramente un lavoro che ci occupa tantissimo, in particolare quest'anno che non abbiamo, almeno nelle nostre zone, una gran produzione, però ecco, un po' di olivi hanno qualche olivo, ecco, ha una bella carica, per cui vediamo di andare a raccogliere quello che possiamo raccogliere, per cui ci siamo organizzati con le reti, con gli abbacchiatori, le batterie, insomma tutte le casse, quello che serve insomma per fare la raccolta delle olive. Ecco, appunto, noi non è che abbiamo un appezzamento dove abbiamo concentrato la produzione di olivi, ma gli olivi li troviamo, li abbiamo o piantati o li abbiamo trovati magari piantati su alcuni confini, su alcune piccole scarpate, quindi dobbiamo un po' girare, andare a raccogliere appunto in varie posizioni. Insomma, comunque ecco, questo è un po' il lavoro, quindi dovremo andare a stendere le reti, usare gli abbacchiatori, raccogliere quello che viene giù appunto all'interno delle reti e poi trasferirlo nelle cassette. Ecco, abbiamo anche una varietà di situazioni per quanto riguarda gli olivi, nel senso che abbiamo olivi che hanno qualche anno, altre piante invece magari hanno qualche decennio sulle spalle, per cui anche dobbiamo un po' adattarci un po' a quello che è la situazione, quello che troviamo, insomma ecco, le varie piante dobbiamo un po' gestirle in base anche con le potature, magari ecco, dobbiamo un po' gestirle, poi a raccolta si va a raccogliere quello che troviamo. Alcune piante sono piantate anche comode, come in questo caso, abbastanza comode, in altri appezzamenti siamo un po' con un po' di dislivelli, quelli abbiamo creato noi delle piccole banche per andare a piantare appunto gli olivi qualche 10, quindi 15 anni fa anche, e nel frattempo appunto sono cresciuti, adesso stiamo raccogliendo in questi anni i frutti. Ecco, noi quindi per la raccolta delle olive siamo organizzati così: abbiamo due abbacchiatori elettrici che, muovendosi velocemente, riescono ad andare a raccogliere le olive, quindi riescono a staccare l'olivo dal peduncolo in modo tale che poi cada e finisca appunto nelle reti. Ovviamente sotto posizioniamo prima le varie reti, cerchiamo di imbragare bene le piante in modo tale che nel momento in cui poi l'oliva venga staccata, ovviamente venga poi raccolta nelle reti. I due abbacchiatori, ovviamente essendo elettrici, non hanno però la batteria incorporata, ma dobbiamo andare a attaccare i morsetti, lato polo positivo e negativo, a una batteria, in questo caso una semplice batteria d'auto, che ovviamente dobbiamo caricarla il giorno prima. Generalmente ne abbiamo un paio, in modo tale che se una magari inizia un po' a scendere la carica, ovviamente possiamo andare a sostituirla. E poi, una volta che abbiamo raccolto le varie piante, abbiamo abbacchiato le varie piante, cerchiamo di raccogliere ecco, le olive all'interno delle reti, le svuotiamo dentro le cassette che abbiamo e poi dalle cassette passeranno poi nei bins. Ecco, noi abbiamo un sistema, se vogliamo, semi professionale o semi amatoriale, come si vuole definire, ecco, per la raccolta delle olive, perché ovviamente abbiamo ecco, questi due abbacchiatori che uno l'avevamo comprato usato, invece un altro, il Castellari, avevamo preso nuovo. Siamo comunque abbastanza contenti, insomma, per quello che dobbiamo fare noi sono più che sufficienti. Poi sicuramente ci saranno degli abbacchiatori che sono più performanti, non lo so, hanno caratteristiche sicuramente più appunto performanti, però ecco, per quello che dobbiamo fare noi sono anche troppo, van benissimo. Poi ecco, ci sono vari modi per andare a raccogliere, per esempio c'è chi usa dei rastrellini in plastica, delle pinze o comunque a mano, ecco, magari una per una. Ovviamente in quel caso la raccolta sarebbe molto lenta. Ecco, per noi cerchiamo di avere quel minimo ecco, di organizzazione senza andare a spendere chissà che volumi, chissà che quanto budget, perché appunto per noi, torniamo a ripetere, non è il nostro focus aziendale, mentre poi ci sono altre aziende sicuramente più meccanizzate, più grandi, dove hanno impianti più giovani e passano addirittura dentro con le vendemmiatrici, ma ovviamente sono macchine da raccolta che vanno a raccogliere negli oliveti ad hoc piantati apposta per questo tipo di raccolta. Altrimenti ci sono dei piccoli cingolati o dei piccoli attrezzi che vengono attaccati ai trattori, dove imbragano proprio, abbracciano la pianta, viene scossa e l'oliva appunto viene raccolta in questa sorta di telo, questa sorta di rete, che però è molto tesa, viene appunto ad abbracciare la pianta. Noi ovviamente di tutto questo non abbiamo la disponibilità, insomma, ma non avrebbe proprio neanche senso. Ecco, noi ci troviamo bene in questo modo, diciamo semi professionale o semi amatoriale, mettetela come volete, e noi in qualche giorno riusciamo ad andare a raccogliere con la nostra quantità di oliva. Ecco, dopo le cassette più o meno sono fatte così, quindi abbiamo messo dentro, man mano che raccogliamo le olive dentro le casse. Ovviamente dentro abbiamo ancora un po' di foglie
perché durante la raccolta e l'abbacchiamento diciamo cascano giù anche le foglie, piccoli rametti. Comunque non è un grosso problema, perché prima di portarle in frantoio, prima di metterle nel bins, ecco, andiamo a tirar via le foglie con il nostro sistema che avevamo fatto vedere o l'anno scorso o l'altro anno, non so, avevamo fatto un video, insomma con un ventolone riusciamo a portare via le foglie. Un metodo sicuramente artigianale ma molto diciamo ecco efficace, per cui poi tiriamo via il 99% delle foglie e portiamo in frantoio con i bins le nostre olive. Ecco, poi abbiamo anche diverse diciamo varietà. Abbiamo piantato della Grignana, abbiamo del Pendolino, del Leccino, abbiamo piantato frantoio in modo tale che potessero poi anche andare a impollinarsi, che è molto importante rispetto magari all'uva. Ecco, alle viti è importante che ci siano un po' di diciamo mescolanza di cultivar, proprio per andare a favorire l'impollinazione. Abbiamo piantato anche delle ascolane, di quelle che fanno le olive un po' grandi, proprio per favorire l'impollinazione. Ci troviamo comunque in un territorio abbastanza ventilato, quindi aiuta comunque il tutto affinché appunto vengano impollinati bene le varie piante. Poi ovviamente ci sono magari dei cultivar che in alcuni anni fanno più oliva, altri anni no, per cui è sempre difficile ecco valutare a priori quanto sarà la raccolta. Dopo ovviamente insomma quando si sta iniziando a organizzare la raccolta, ecco, si può andare a monitorare, a vedere quelle che ne hanno un po' di più, quelle che ne hanno un po' di meno, insomma valutare un po' questa cosa. Adesso in particolare questi oliveti non li abbiamo piantati noi, quando era stato acquistato questo pezzamento erano già piantati, però ecco noi dove abbiamo piantato gli olivi abbiamo cercato ecco di mescolare, fare più cultivar proprio per favorire l'impollinamento. Tra l'altro in questo momento ci troviamo al confine tra appunto queste piante di olivo e da quest'altra parte abbiamo il vigneto che abbiamo estirpato. Abbiamo fatto il video nelle settimane scorse, abbiamo fatto appunto l'estirpo di questo vigneto. Era un vigneto a pergola, come dicevamo, cerchiamo sempre un po' di bilanciare all'interno della nostra proprietà o comunque negli affitti, ecco, un equilibrio ecco, tra vigneti estremamente vecchi e estremamente giovani, in modo tale da tenere sempre un'azienda abbastanza equilibrata tra le varie appunto annate dei vari vigneti che abbiamo. In questo caso avevamo anche qualche caso ecco, di flavescenza, avevamo fatto anche il video, quindi comunque questo abbiamo deciso di rinnovarlo. E quindi ecco la curiosità, se vogliamo, è che questi olivi proprio sono vicini ecco, a questo vigneto che abbiamo appena estirpato. Ecco, questa zona tra l'altro abbiamo la presenza di olivo ovviamente abbastanza diffusa. Diciamo, gli impianti principali sono a vigneto, ecco, però siamo vicini al lago di Garda, siamo in posizione collinare, quindi comunque una situazione che favorisce, se vogliamo, ecco, la coltivazione dell'olivo. Se ci spostiamo di qualche chilometro, ecco, già ce ne sono meno perché arriviamo magari a una situazione più pianeggiante, per esempio, ecco, però qui in collina insomma troviamo, o in media collina, ecco, troviamo la coltivazione dell'olivo, non in modo preponderante ovviamente, però magari quando si hanno degli appezzamenti dove finiscono un po' in modo irregolare o ci sono dei piccoli spazi che non si prestano alla coltivazione della vite per mille motivi geologici, ecco, o comunque organizzativi a livello aziendale, non so, sono delle scarpate un po' troppo ripide da passare col trattore, pericolose, alcuni punti, alcuni angoli un po' che non si riescono a sfruttare, ecco, spesso vengono piantati appunto questi olivi e poi nel momento della raccolta, ecco, si va un po' a raccogliere le varie, come facciamo noi, insomma, i vari punti, i vari appezzamenti, e poi si mette un po' insieme, si porta al frantoio. Poi anche secondo noi la qualità dell'olivo in sé come pianta anche nelle nostre zone viene usata appunto anche vicino ad alcune rive, ad alcune scarpate, proprio per aiutare contrastare ecco, fenomeni possibili di erosione, nel senso che tiene su appunto con le proprie radici le varie rive, varie scarpate. Anche noi appunto abbiamo deciso di piantarne proprio per quel motivo, in modo tale da favorire ecco, una situazione ecco, di equilibrio a livello di ecosistema, a livello di comunque di tenuta idrogeologica, e allo stesso tempo insomma è sempre un piacere fare la raccolta delle olive, portare in frantoio e poi degustare insomma il proprio olio. È sempre un momento di soddisfazione, fermo restando che ecco, per noi non è il nostro core business, sicuramente non è l'attività che di fatto ci tiene in piedi l'azienda, ecco, questo è un po' il concetto. Mentre magari per altre aziende della zona invece magari sono più vocate ecco, alla produzione dell'oliva, magari sono più specializzate, hanno più diciamo ecco, interesse all'interno di quello che è la proprio
target, ecco, aziendale, andare a coltivazione all'oliva. Per noi è un po' una coltivazione secondaria, dove diciamo la gestiamo un po' a livello più amatoriale, ecco, e anche la raccolta è molto più easy e meno diciamo serrata come ritmo rispetto magari, non so, alla raccolta dell'uva, per dire, ecco. Poi dell'olio che viene fuori ovviamente lo usiamo a livello familiare, perché secondo noi è sempre buono consumare l'olio, diciamo, prodotto, insomma autoprodotto, e una piccola parte, quello che rimane, insomma, andiamo a procedere con l'imbottigliamento e facciamo queste bottigliette a mezzo litro, che non è sicuramente anche lì la nostra fonte di reddito chissà che speciale o chissà che importante per noi, ecco, però è sempre bello farlo degustare, assaggiare, e vediamo, insomma, che viene apprezzato. Comunque viene apprezzato, ecco, come olio di questa zona, quantunque, ecco, non sia il nostro lavoro, ecco, principale, ma ecco, abbiamo questa piccola produzione, questa piccola, diciamo, resa in queste bottiglie, che ovviamente finisce sempre presto, proprio perché, ecco, le quantità non sono particolarmente, diciamo così, abbondanti. Ecco, noi siamo appunto in raccolta, adesso siamo verso metà ottobre. Magari se volete scriverci voi come siete organizzati, se siete già in raccolta, se attendete magari nelle altre zone, attendete più avanti, ecco, il periodo di raccolta viene posticipato in avanti. Magari ci potete scrivere, ecco, se invece avete qualche olivo a livello così privato. Anche qui nelle nostre zone ci sono vari signori che a volte ci chiedono di andare a raccogliere l'oliva, perché magari hanno una pianta o due piante in giardino, perché comunque l'olivo è una pianta veramente bella anche a livello così estetico, quindi magari anche come design del giardino viene spesso, ecco, suggerito, viene spesso inserita, perché comunque è una bella pianta ornamentale, al di là dopo della produzione, ecco, in sé dell'olivo. E magari, so, ci scrivete voi come siete organizzati. Poi il problema dei privati è che dopo bisogna anche potare appunto gli olivi, bisogna gestire la ramaglia, bisogna portare fuori, insomma c'è sempre un po' tutto un mondo. Però magari, ecco, ci scrivete come siete organizzati voi, se ve la riuscite a gestire magari qualche piccola pianta, o se invece avete della grande, diciamo, produzione, ecco, di oliva, com'è dalle vostre zone, i prezzi, se è soddisfacente, insomma, ecco, ci scrivete, che per noi è sempre diciamo curioso, è sempre interessante andare a vedere un po' in giro per l'Italia come ci si muove. Ecco, noi nel frattempo stiamo andando avanti appunto con la raccolta delle nostre olive, siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo video.